Edith Elise, discendente di una stirpe reale. Siamo nel 1800 e, come in una fiaba, la storia della sua famiglia comincia quando il principe Andrianarivo, giusto? Futuro re. Sì? Sì. Futuro re del Madagascar, si trova davanti a una scelta: rinunciare al trono o reprimere nel sangue tumulti e guerre tribali. E come nelle favole, a scegliere è il suo animo nobile. Adrianarivo lascia il regno per rifugiarsi all'interno dell'isola, nel piccolo villaggio di Abotralana. Il lieto fine arriva quando Adrianarivo incontra Misi, giovane e bellissima donna del villaggio, che conquista il cuore del principe. Adrianarivo e Misi sono i trisnonni di Edith. Edith è una mamma attenta e premurosa di 4 bambini, ai quali ha sempre cercato di trasmettere i reali valori della vita e la forza necessaria per affrontarla. Ha vissuto nella povertà assoluta e queste origini la rendono una donna umile ma tanto orgogliosa. È chiamata la signora della vaniglia, prodotto definito l'oro del Madagascar. Lei ha ben compreso la ricchezza di questo prodotto e attraverso la sua commercializzazione vorrebbe aiutare i contadini del suo paese a vivere con dignità della coltivazione delle spezie, sfuggendo allo sfruttamento selvaggio e alla speculazione. Non si è mai arresa Edith, nonostante le 1000 difficoltà che ha incontrato, fiera di essere madre, di fare impresa e di essere sempre legata al suo paese di origine. La parola a Edith Elise Giaumazzava. Buonasera a tutti. Proverò a dire qualcosa, non so se riesco a dire tutto quello che avevo nella mente, però vorrei ringraziare tutte quelle che organizzatori, a quelle che hanno creduto in me. Allora adesso sono qua, questo premio dedico ai miei 4 figli che stanno combattendo con me. Non so fino a quando arriviamo, mi dicono: mamma, non è ancora finito, quando finisci? Allora ho detto, finiremo un giorno. Allora, un altro premio che dedico ai miei 600 bambini in Madagascar che seguo nella mia associazione, quindi praticamente ho 604 bambini. E dedico anche questo premio a tutte le donne africane che sono qua a rappresentare loro, di avere il coraggio di andare avanti nonostante nonostante le difficoltà, la guerra, eccetera, eccetera. E dedico anche a tutte le donne italiane, anche perché siamo tutte donne, che non è facile, soprattutto essere mamma, nello stesso tempo essere imprenditrice, conciliare tutte queste 2 cose, soprattutto avendo anche tanti bambini come nel mio caso. Quindi vorrei ringraziare tutti, grazie, e sono grata di essere qua e continuo finché posso di aiutare il prossimo, perché questo è il mio obiettivo, di mandare avanti questa azienda, di aiutare quelle che avranno più bisogno. Grazie. Maninare na oriando andoano lancia foot, masoando tsisy loko, malaelo angamba, mitenena fa enokio. Rareraka anao manome hafanano avy zasy ny rasy ireo akaman'olo, dra tontolo ankira.